Una nube nera visibile a chilometri di distanza, le fiamme che in pochi istanti avvolgono il capannone arrivando ai 20 metri d'altezza, l'incendio all'accecato recycling che lavora diverse tipologie di rifiuti è divampato nel primo pomeriggio. Quando i pompieri sono arrivati sul posto le lingue di fuoco erano ormai indomabili. In via dell'Economia a Castelfranco sono arrivate le squadre dell'intera provincia, compresa la più potente delle botte in servizio all'aeroporto di Treviso, oltre ad un equipaggio dal comando di Cittadella. Immediatamente è stata sospesa la fornitura elettrica nella linea ad alta tensione che passa proprio sopra il capannone. Ad essere interessata dalle fiamme una superficie di 4.000 metri quadri nel quale erano riposti ogni genere di rifiuti, dalla plastica alla carta e al cartone. Vista la vicinanza con la linea ferroviaria si è resa necessaria anche l'interruzione della circolazione dei treni. Mezz'ora e mezza è iniziato il primo incendio, dopo perché se due camere c'è per fuoco dentro completi, dopo ne c'è di altri davanti che non so si cadrei fuori. Divorati dalle fiamme anche i mezzi, i macchinari e le strutture del capannone con danni al momento non quantificabili. A destare particolare preoccupazione la coltre di fumo che ha spinto molti dei residenti a chiamare polizia, vigili del fuoco, carabinieri e ARPAV, arrivata sul posto nel giro di qualche decina di minuti. Da casa mia ho visto il fumo. Lo stabilimento questa mattina era regolarmente in funzione, ma nessuno degli operai ha notato qualcosa di strano, qualcosa che potesse far immaginare che di lì a poco sarebbe divampato un simile incendio. Io sono andato via alle 11:30. Sì, tutto a posto, nessun problema, non so come mai è andato così. Toccherà ora ai vigili del fuoco chiarire cosa sia successo, cosa abbia sprigionato le fiamme e a valutare eventuali responsabilità. Tra i residenti invece sono ore di attesa per conoscere i risultati del monitoraggio dell'area e soprattutto le eventuali prescrizioni. Ma sicuro se bisogna preoccuparsi.